Benvenuti a Curarsi in Sicilia, il format TV promosso da Insanitas e dal DASOE dell'Assessorato regionale alla salute. Siamo negli studi TV di Collage insieme a degli ospiti con i quali daremo voce alla buona sanità in Sicilia, dimostrando che in molti casi non sarebbe necessario recarsi fuori dalla nostra isola. Siamo in studio con il dottor Giuseppe Craparo, direttore dell'unità operativa complessa di neuroradiologia della diagnostica e interventistica dell'ANAS Civico di Palermo. Benvenuto. Grazie. Il professor Sergio Vinci, direttore dell'unità operativa complessa di neuroradiologia al Policlinico di Messina. Benvenuto. Grazie. E il dottor Gianluca Galvano, dell'unità operativa complessa diagnostica per immagini, radiologia interventistica e neuroradiologia all'Arnas Garibaldi di Catania. Benvenuto. Benissimo, grazie. Ecco, parleremo di neuroradiologia interventistica e ci interrogeremo sul perché non è necessario e quando non è necessario recarsi fuori dalla nostra isola. In questa puntata diciamo che rappresentiamo un po' le varie parti della nostra isola, no? Palermo, il centro e la Sicilia orientale. Intanto direi, dottore, se è d'accordo, di chiarire cosa cura, in che ambito si muove la materia appunto in cui siete specializzati. Sì, la neuroradiologia è una branca che non è conosciuta di più in realtà perché è relativamente giovane, anche se ormai conta alcuni decenni di vita e fondamentalmente si occupa di diagnosticare, in alcuni casi, ecco che si chiama l'aggettivo interventistica, di curare determinate patologie cerebrali. La diagnosi ormai è di conoscenza comune, si fa normalmente con la TAC piuttosto che con la risonanza magnetica. In alcuni casi, quando ci troviamo di fronte a patologie vascolari come aneurismi piuttosto che malformazioni arterovenose o altre tipologie di patologie vascolari di vario genere, la neuroradiologia, tramite una sottobranca che si chiama appunto neuroradiologia interventistica, è nelle condizioni di poter trattare queste tipologie di malattie. Il neuroradiologo interventista segue una formazione che adesso ci racconterà il professore Vinci, che in parte accademica, in parte avviene invece all'interno delle unità operative dove noi abitualmente lavoriamo. Certo, anche perché spesso questa mobilità passiva è spinta da una mancanza di fiducia nella presenza sia di strutture adeguate ma anche di professionisti che sono stati formati adeguatamente. Quindi il professor Vinci può dirci, visto che la struttura di riferimento fa parte anche di natura universitaria, a livello di formazione, quindi già avviene una formazione nella nostra isola. Cosa possiamo dire al riguardo? Perché nel nostro centro a Messina, quello che si caratterizza rispetto agli altri per essere un centro universitario dove insistono degli medici in formazione, degli specializzandi, chiamiamoli così, che possono fare la formazione durante il loro corso di studi e poter perfezionare le tecniche che poi li avvicinano al mondo della neuroradiologia, intanto diagnostica e poi anche interventistica. Il nostro centro si caratterizza appunto per trattare le malformazioni, gli aneurismi, l'ictus, così come i centri di Catania e di Palermo, e al contempo poter fare questo aspetto della formazione che preparerà i professionisti del futuro. È un lato molto importante, un aspetto molto importante che noi cerchiamo di curare non solo durante il percorso della formazione all'interno del corso di specializzazione, ma anche un corso dopo la specializzazione attraverso un master in neuroradiologia interventistica, che è un altro corso particolare durante il quale chi è già specialista può perfezionare ulteriormente le sue conoscenze. Dottor Craparo, entriamo nel merito, no? Perché si può restare in Sicilia per farsi curare nel vostro ambito? Beh sì, effettivamente in alcuni casi si deve rimanere in Sicilia, in altri casi si può scegliere di rimanere in Sicilia perché la neuroradiologia tratta, la neuroradiologia interventistica, delle patologie sia in elezione sia in urgenza, per cui
nel momento in cui un paziente dovesse essere colpito da un ictus ischemico, dovesse essere candidabile a una procedura di trombectomia, allora a quel punto quel paziente deve essere trattato, un paziente siciliano in Sicilia. E qui io ci tengo a dire che ci sono dei centri altamente qualificati, decisi e stabiliti anche da un decreto che poi magari valuteremo insieme, di cui parleremo successivamente, che sono assolutamente nelle condizioni di poter trattare questa patologia, quindi in tempi che possiamo anche discutere, saranno sempre migliorabili, ma questo vale per tutte le regioni. E poi ci sono delle patologie come per esempio degli aneurismi cerebrali non rotti o delle malformazioni arteriovenose in sede spinale o in sede intracranica. Allora queste patologie che una volta venivano trattate in sedi non siciliane, oggi possono assolutamente devono a mio modo di vedere essere trattate nella nostra regione, perché ci sono tutte le competenze mediche, le competenze tecniche e le competenze anche strutturali che permettono che queste patologie possano essere trattate e affrontate nel modo migliore nella nostra regione. Avete fatto riferimento a un decreto. Cosa parla e cosa cambia o cosa prevede? Il decreto assessoriale del 1° aprile del 2022 è stato un decreto, diciamo, che è quasi un landmark nella storia della neuroradiologia in Sicilia, nel momento in cui con quel decreto si sono venuti a istituire i centri di neuroradiologia interventistica, centri che hanno fatto rete che è assolutamente importante nella misura in cui si tratta di patologie urgenti tempo-dipendenti, primo fra tutto l'ictus ischemico acuto, ma anche l'ictus emorragico generato appunto dalla rottura di queste malformazioni vascolari cerebrali. Con questa rete, ripeto, che del 2022 e che è cresciuta anche negli ultimi 2 anni, si ha la possibilità per tutti i pazienti che vivono in Sicilia di essere trattati in ambito di centri di eccellenza nei 6 centri di riferimento identificati come centri hub in Sicilia. Esistono 2 centri hub nella macroarea Palermo-Trapani, che sarebbero il civico di Palermo e l'ospedale Villa Sofia. Per quanto riguarda la macroarea della provincia di Messina esiste appunto il Policlinico di Messina. Per la macroarea centrale che attiene ai pazienti che abitano nella provincia di Caltanissetta-Agrigento Enna, il riferimento è l'ospedale di Caltanissetta. Per la Sicilia sud-orientale esistono 2 centri hub di riferimento, che sono l'ospedale Garibaldi e l'azienda ospedaliera Cannizzaro, che si occupano di una estesa macroarea che riguarda appunto la provincia di Catania, di Ragusa e di Siracusa. Questo decreto è entrato in funzione, ovviamente ha avuto una fase di rodaggio, c'è stato un momento in cui, per fortuna ormai storico, dove mancavano i neuroradiologi. Adesso la Sicilia può contare un numero di neuroradiologi che veramente non è invidiato dalle regioni che sono considerate più performanti in ambito sanitario, quindi mi riferisco all'Emilia Romagna piuttosto che alla Lombardia. Devo dire che il paziente siciliano che ha la sfortuna di incappare in una patologia urgente tempo-dipendente come l'ictus ischemico emorragico, da quella famosa data fino ad oggi ha la possibilità di poter essere trattato in centri che veramente definire d'eccellenza non è un abuso. Citato appunto bene il discorso anche delle strutture, perché professore Vince, prima abbiamo parlato della formazione, però parliamo anche, se appunto c'è l'occasione, ci sono i fatti per farlo, il mito che ci sono anche strutture migliori di quelle che ci sono in Sicilia, quindi dotate di strumentazioni migliori. Cioè la Sicilia da questo punto di vista si può considerare al pari di altre regioni? Assolutamente, perché i centri hub che ha citato prima il dottore Galvano sono quei centri che sono dotati delle tecnologie per essere definiti centri hub, quindi noi non facciamo altro che riferirci alle linee guida internazionali e siamo dotati di risonanze magnetiche, di TAC, di angiografi biplano, di tutto quello che la tecnologia deve prevedere
e soprattutto delle equip che devono stare a corredo di queste tecnologie per poter assicurare il trattamento dell'ictus. Consideri che ogni anno in Sicilia dovrebbero essere trattati circa 1250 ictus secondo i dati della letteratura, e i nostri centri possono trattare, questi 6 centri che abbiamo citato che fanno parte della rete, fino a 200 pazienti l'anno, appunto per rispondere alle esigenze della popolazione. Quindi sono delle equipe già pronte, formate con le tecnologie di cui lei ha fatto cenno, che sono adatte a poter rispondere alle esigenze della popolazione che purtroppo incorre in questo tipo di problema. Dottor Craparo, cosa possiamo dire un po' sempre legato al fatto di restare in Sicilia? Cioè, è possibile quindi in quest'ambito essere curati bene, o ci sono anche eventuali prospettive future, quindi che ci auguriamo insomma che vengano realizzate? Beh, lei torna su un argomento a me molto caro, perché io poi tra l'altro ho lavorato 10 anni in ospedali del nord, in Lombardia, e quindi conosco bene la realtà anche del nord Italia, e so che qui ci sono delle potenzialità e ci sono assolutamente dei medici anche più capaci, ci sono anche degli obiettivi che si possono raggiungere, ma per far questo occorre che ci sia un intento comune. L'intento comune non è solo del personale medico, che vi ripeto è assolutamente più che capace, delle apparecchiature che sono assolutamente adeguate nel nostro settore. Non abbiamo, come diceva il professore Vinci, non abbiamo nulla da invidiare rispetto ad altre regioni, e quello che dobbiamo capire è che queste persone che hanno una patologia non tempo dipendente, perché ripeto, la patologia tempo dipendente non ha scelta sul luogo in cui debba essere trattata, ma le patologie non tempo dipendente devono e possono giovarsi di un trattamento in loco che è altrettanto valido. Per far questo occorre anche una campagna anche informativa, come stiamo facendo in questo momento, adeguata, che permetta anche di ridare fiducia a quello che è l'ambiente medico del territorio, perché ribadisco un concetto. A me fa rabbia che quando mi trovavo a lavorare in Lombardia arrivavano pazienti per essere trattati da me, e che oggi, se un solo paziente va a farsi trattare in Lombardia con me che sono qui, per me è una sconfitta personale. Allora, sicuramente abbiamo parlato e abbiamo affrontato da tanti punti di vista la questione. Naturalmente chi ha voglia e interesse ad approfondirlo può consultare anche altri canali o restare sicuramente aggiornato secondo i vari appuntamenti che faremo. Intanto colgo l'occasione per ringraziare voi, i nostri ospiti che sono stati qui in studio con noi, e grazie soprattutto a chi ci ha seguito con attenzione.